Siamo soddisfatti di quello che è stato il risultato finale perché non solo ci ha trovato uniti tra presidenti di associazioni del commercio di Treviso, ma dopo varie valutazioni abbiamo scoperto che viaggiamo tutti sulla stessa barca, anche con l'amministrazione comunale, quindi grandi riscontri e fortunatamente tanti progetti concreti a breve termine. Avanti con Vettoretti. Avanti con tutti quelli che vogliono darci una mano. Abbiamo discusso anche dei progetti, ci saranno dei progetti più avanti, però siamo d'accordo, ecco, avanti con l'amministrazione comunale. Abbiamo parlato, abbiamo discusso, però abbiamo anche capito che c'è una mano. Adesso abbiamo anche eventi importanti che stanno arrivando, quindi verranno alimentati un po' di più con la buona volontà di tutti quanti, insomma. E anche i cantieri non vi hanno dato una mano, però siamo quasi al punto di chiusura. No, assolutamente, anzi ne sono stati aperti talmente tanti, questo purtroppo il periodo Covid non ha aiutato perché erano idee già messe in atto pre-Covid, per cui l'amministrazione ha scaricato a terra una marea di progetti interessanti, sono tutti progetti assolutamente importanti che valorizzeranno la città, però hanno penalizzato l'ordinario quotidiano e ci hanno messo tante volte in difficoltà quartiere per quartiere. Un po' alla volta queste cose verranno opere completate, per cui siamo solo che fiduciosi.